Stanno rubando, non hai visto quelli là con la macchina là? Ma in giro perché stanno a testiguarci? Sta dormendo quello in macchina. Francesca, la devi finire. Francesca, la forni questa ma guarda quello, stava come una pazza, questo peggio di me. Stava col telefono in mano, stava. Siamo fregati amici, qui la situazione è veramente dura. Tu lo sto per rispettarlo, quest'altro che taglia qua sopra, oh ma tutto a posto. Che in 3 secondi back that. Ah, quanto vi accelererei in testa, mamma mia. Che figata raga, le pinne autorizzate, c'era la pula, lo sognavamo da una vita. Raga mi fa male il c***o, sono caduto come un coglione per colpa degli stivali. Però fortunatamente pantalone della Raven, protezioni servono, vedete non mi sono fatto niente, zero scoriazioni, solo un po' di impatto e è anche giusto. Mi stanno arrivando anche gli stivali nuovi, sì, non vi preoccupate, me li hanno regalati per il compleanno, costano un botto le protezioni, dovrebbero cercare di abbassare i prezzi, così i ragazzi sono sicuramente più invogliati a comprare. E anche se vuoi comprare cose un po' più scrause, raga, costano, poi è normale che uno si compra pure le cose belle, però che vogliono correre? Pensa proprio di sì. No, la freccia non usarla, tu lo sto per rispettarlo, quest'altro che taglia qua sopra, oh ma tutto a posto, che in 3 secondi back that, non si capisce niente in questo paese. Giuliano regna e poi il problema sarei io. Andate a cagare e non mi dite sto correndo perché la macchina davanti a me sarà dalla stessa velocità e il passo che si usa qua, e no, se vai piano ti alzano in aria. Non attacca le ruote a terra, sta stronza. Ma che cazzo guardate? Che cazzo guardate? Col telefono in mano, va! A buzzicona! Stava col telefono in mano, stava col telefono in mano! E così è, però ti ammazzano questa città di... Hero basket! Quanto sono bello scarico! Grazie, anche se la precedenza funziona al contrario, no. Qui non lo sanno come funziona la precedenza. Se levate i telefoni da mano, magari vedete, anche perché se avete appena fatto passare lo scooter, porca vacca, una moto, riuscite a vedere, no? Non vi ributtate senza criterio. Bella questa rotonda. Ma tu guardi bene questo? Sempre. Sei un signore, grazie mille. Later. No, Aspi. Lo senti il suo rumore? No. Aspi? Non ti sento, lo scarico è forte, perché hai paura? Papà, non ti sento. Non ti ho mai messo le mani addosso, perché hai paura? Le mani addosso, non ho messo le mani addosso. Le taglio queste Sì, parti. non mi tratta bene, aiutami. Che è sto rumore? Aspi, lo senti? Hacienda, mo camminare, va. Amo, guarda l'orario, non è ancora mezzanotte. Francesca, a Giuliano così si porta 2 minuti prima, è già mezzanotte? E che adesso sono le 11:58. Francesca, la devi finire. Francesca, la forni questa c***o boto. Ma che pensi che a cada ma venire a recuperare ogni boto? Che ti portiamo alla comunità? Ok. Il ragazzo ha guardato strano, si pensava qualcosa. E quindi è oh, quando è verità c'è sotto. Struggo. La casa pazza di Sucerre in mondo. È un ring questo? Ho paura! No?
Questo è il sono le mie casche, capito? Ma si... Sei pazza, Simona! Stanno rubando dentro questi qua. Oh, ma che sta succedendo? Oh! Stanno rubando, non hai visto quelli là con la macchina là? Là, non li hai visti là? Stanno rubando dentro qua, là. Oh, lo scarico. Aia, questa volta l'ho consumato, si è bucato. Later. Ah, ma quella per mezzo era partita, ma qua perché stanno facendo finalmente la pulizia nella strada. Ma c'è che avrei sgasato in capo, boom boom, il sarrare un me. Yeah, boy. Oggi abbiamo la pula direttamente sotto casa. Fai la brava che c'è la pula, non la vedi? Ciao. Oh, agli amici vanno salutati, quindi quando li vedete bussateli, che è importante. Oggi siamo in un cosa vuol dire guidare a Napoli Night Ride Edition. Oh, Peppe il Barbone. Peppe. Ah, ma non è che spicci, posso dare una sigaretta. Ma perché stanno questi guardi in giro? Un euro? Fai come primo nero, ti serve l'euro. Vuol dire un euro di spicci. La sigaretta, ti serve la sigaretta. Ma in giro perché stanno questi guardi? Perché? Che adesso ci? 3 clan? Vuol dire l'euro? Oh, come primo nero! Oh, noi aiutare sempre, capito primo nero? Peppe Babbone è amico della masseria, ci ha cresciuto con le sue pazzie. Cioè, forse siamo noi che ce lo siamo cresciuti, anche se lui è più grande di noi. E parte la gara tra R1M MSX 125. La staccata e la inserisce. La battaglia si fa ardua. Io sono in doppio, lui è da solo. Ce la farà. Oh! Adesso dobbiamo aspettare Alessio almeno 20 minuti. One eternity later. Eccolo! Ale, attento! Sveglia, Vomero! Bam! Ah, sti fossi di me! Guarda! Ma quanto è bella Napoli! La potenza della Moto Guzzi! Musette Sport! Come funziona? Contromano? Tutto a posto? Ah, mi mappa sport! Sei ultra veloce! Fast as fuck, boy. Il fratello che se la slimita in impennata! Ma guarda quello! Stava come una pazza, questo peggio di lei! Sei una vera, capite? Sei bravo con questo T-Max! Capito? L'esercito dorme, se la cilla. Ah, casino. Ah, erano i caramba quelli. Siamo fregati amici, qui la situazione è veramente dura. La situazione qui è pericolosa. E adesso ce la metto la prima? Ma fa casino, non sto accelerando. Brava, fai silenzio. Ma che cazzo di casino fai a 30 km/h? Ma possiamo andare di qua adesso? Di qua? Si può fare? Lo facciamo?
Loro sono andati di là, noi andiamo di qua. Tiriamoci un'apertura qui sotto. Goduria. Bucchino mi ha fatto mettere paura. Ah, strada di merda. Ma a posto. Devi correre in questa città. Io sono sempre più convinto di quello che dico, lo dirò sempre, che devi correre. Ma nei limiti hai un grande problema, perché la gente ti passa addosso. Vai, passa. Capoggia. Ma a posto. Grazie. Lo scarico, porco di... Ci sarà la polizia? Vediamo e no. Siamo fortunatelli. 2 pattuglie, 6 dipendenti per tenere una strada chiusa. Che grandi. Sta dormendo quello in macchina. Magari si sveglia così. Ma stava dormendo. Ma noi li paghiamo per dormire a questi. E questo, se vai a vedere, starà prendendo pure lo straordinario. Sta di notte, capito, in macchina a rischiare la vita. E ne paghiamo, bro. E ne paghiamo le tasse, porco giù. Ma io che cazzo le pago a fare le tasse in Italia? The next day. Dovrò impennare lì, c'è la Pula. È fattibile come cosa, secondo voi? Lo spazio è poco. C'è sto poco dipendenza che dà un po' fastidio. Slitta, è liscio. Che figata, raga. Le pinne autorizzate, c'era la Pula, lo sognavamo da una vita e lo stiamo realizzando. Sono contentissimo. La pettorina si chiude innanzitutto. Tu sei senza. È perché ho il passeggero. Stai zitto, Manuele, stai zitto. Stai zitto, Manuele, stai zitto. Bravo passeggero. Oh, io prendo e parto su una ruota. No. Ah no, ma non lo sapevo, alzale. Piano. Scusa, mi sento un bravo ragazzo a non superare nemmeno la macchina. Ma quanto è bella Napoli! Ma quanto è bella Napoli! Bravo! Bravo! Il cambio, come al solito, burro. È bello. Allora i giapponesi io le sento ultra precise, raga. No! C'ha il quick shifter, Manu, buongiorno! No, ma questa già l'ho provata diverse volte, è divertente. Saluta aiuto. Che spettacolo, raga, che bello. Non lo so, oggi ci sono dei colori, anche se sono cupi, cioè la giornata è molto cupa, ma è nitida la città. Bello, è un cupo nitido, è tanta roba, si vede il mare bene, si vedono bene le isole. Spettacolo! Ma ci vedi a tutti quanti, ma lo stesso ti butti avanti, cioè, ma io non lo so, ma perché ste macchine non ci fanno stare tranquilli? Cioè siamo 50 moto con i cosi gialli addosso, porco Giuda, ma perché ti devi buttare sotto sotto? Proviamola un poco tipo mood off. Molto morbida, Che spettacolo di vista. Oh, ma quando andiamo a fare uno shooting all'R1 qua? Oh, lo sai che...
Oh, ma questa è... Sarebbe bellissimo lasciarla a piedi nel mezzo del... Oh, c'è anche Toto! Lo stavo lasciando a piedi per rubare le chiavi del CB! Sarebbe stato bellissimo lasciarla a piedi! Oh, comunque, io non ho avuto modo di provare, io quelle che ho provato erano tutte sbantellate! Ma tiene bene pure la strada, eh! E a differenza della Hornet, l'ABS è meno invasivo! Questo che sorpassa qua, ah, quanto mi accelererei in testa, mamma mia. E passa, vai, passa, inizia il flickering tra le auto. La prima accelerata ho fatto. Joe! Si alza! Toto, ma anche con questa si possono fare i G? Tutto bene. Sì. Grazie mille. Alla prossima.